noi autori volevamo fare canzoni cantate bene, pulite, però si vendeva quel mercato e eravamo un po' costretti a fare noi autori e i cantanti lo stesso, perché se non cantavi quella canzone non vendevi niente, nessuno ci accettava. E allora fu un periodo nero proprio, ecco, proprio la parola è giusta, è questo, un periodo nero. Mario Trevi non voleva fare quel genere di mala. Ci adattammo a fare quel tipo di canzone, che si vendeva solo quello poi, che tu facevi la canzone italiana e non avevi le possibilità di passare in televisione perché la televisione insomma era non ne parliamo, tutte coperture, cose, case discografiche che avevano comprato i dirigenti, insomma, e noi dovevamo lavorare, insomma, e far lavorare l'orchestra poi dall'altro. Noi abbiamo fatto lavorare migliaia di orchestrali insomma, per fare questo tipo di musica che andava in quel momento.